Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Altra puntata di Trieste in diretta. Come vedete, il nostro ospite in questa prima parte è il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Granbassi. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Nella seconda parte avremo il presidente invece della società bellica Barcola Grignano, quindi parleremo di Barcolana, due eccellenze della nostra città, inutile sottolinearlo, o forse magari è utile sottolineare le eccellenze, bisogna farlo, è il caso. Ma io vi ringrazio dell'occasione che mi date per parlare del Rossetti, per parlare di quello che è così uno degli argomenti di questi giorni che ci coinvolge molto direttamente, che è il debutto italiano di questo titolo iconico del mondo dello spettacolo, del mondo del musical, The Phantom of the Opera. Grandissima attesa, grandissimo lavoro, tante persone coinvolte, maestranze, attori, tecnici. La città sta attendendo questo evento, noi con grande trepidazione, noi con ancora maggior trepidazione ovviamente, stiamo così sentendo veramente tanto interesse verso il mondo del teatro, verso il nostro teatro e verso questa grande produzione. È inutile anche negarlo che c'è anche una sorta di pressione, perché insomma certamente è un debutto, per certi aspetti ogni debutto è un debutto, questo è un debutto un pochettino più particolare, diciamo. Questo è un debutto molto particolare, molto impegnativo, la premiere ufficiale sarà il 13 di luglio, con però tutta una serie di anteprime già a partire dal 4 luglio, anteprime molto partecipate, ormai ci stiamo avviando al tutto esaurito della prima settimana e anche la seconda settimana ormai è molto ben coperta. È un debutto con tutte le ansie, le preoccupazioni e in qualche modo anche l'eccitazione del debutto. Come sempre ci sono sempre tante cose da mettere a posto, da rifinire, e poi però così il teatro ha questo effetto quasi magico, alla fin fine tutto si ricompone, certo. E speriamo che tutto funzioni, ma insomma sono convinto, visto la qualità dello spettacolo, la qualità degli interpreti, non ho dubbi che sarà una cosa eccezionale. L'altro giorno abbiamo accolto, ormai alcuni giorni fa, abbiamo accolto il cast al teatro, hanno incominciato a provare, stiamo assistendo quotidianamente a delle prove a marce veramente forzate, stanno lavorando tantissimo, ci sono dei turni di prova che non prevedono ovviamente sempre la presenza degli attori in palcoscenico, ma ci sono delle prove legate alla messa a punto dello spettacolo, una messa a punto molto complessa, una macchina scenica enorme, e con dei turni che vanno fino alle 4 del mattino. Sì, questo per far capire la complessità e il tanto lavoro che c'è dietro. Voi avete anche il privilegio di assistere proprio al montaggio delle scenografie, alle prove. Dietro le quinte stare dietro le quinte quando uno spettacolo si prepara è estremamente affascinante. Mi immagino quando si prepara uno spettacolo di queste dimensioni e di questa portata. Sottolineiamo ancora una volta, perché bisogna farlo, che chi arriva a Trieste trova una squadra di tecnici assolutamente di rilievo eccezionale. Io insomma ho avuto modo di conoscerli quando feci il narratore nel Rocky Horror Show, poi dopo anche in altre occasioni, certamente meno impegnative, però i tecnici del Rossetti sono eccezionali, bisogna dire, e hanno anche, questo bisogna anche sottolinearlo, una cortesia nei confronti di chi magari è ospite e non conosce bene le leggi del dietro le quinte.
insomma veramente è gente di grandissimo livello. Sicuramente un'eccellente squadra di tecnici, ma io mi permetto di estendere questa considerazione un po' a tutta la squadra del Rossetti. Eccetto l'ufficio stampa. No, abbiamo un ufficio stampa eccezionale, Ilaria Lucari è una fuoriclasse del suo lavoro. E io direi ma devo dirlo perché sennò si preoccupa, se non dico questo queste schermaglie tra di voi molto simpatiche e divertenti, ma direi veramente il Rossetti ha un numero limitato di persone. Ci sono, quando io parlo con altri presidenti di teatri mi chiedono ma quanti dipendenti c'ha Rossetti con tutta l'attività che fate? 80, 90, 100, in quanti siete? Sono 25, abbiamo 25 persone a tempo indeterminato, più chiaramente tutta una squadra di persone a tempo determinato, però per un teatro così è veramente una squadra che moltiplica gli sforzi, perché veramente star dietro a tutto quello che Rossetti fa con numeri così limitati di persone è incredibile. E a conferma di quello che tu stavi dicendo dei tecnici e non solo dei tecnici, proprio questa mattina parlando con alcune persone della produzione di Broadway Italia, e mi hanno detto che è il teatro in cui si sono trovati assolutamente meglio. Mi hanno citato altri teatri di cui non faccio i nomi, non di Trieste, teatri milanesi, teatri romani, dove dicono non c'è paragone, noi tutto quello che facciamo vorremmo farlo a Trieste. Questo è indubbiamente una grande soddisfazione. E c'è un altro aspetto: stanno lavorando assieme le squadre triestine con delle squadre venute dall'estero, in particolare dei tecnici eccezionali venuti dalla Spagna, perché ricordiamo che questo allestimento del Phantom poi verrà trasportato a Madrid, dove è prevista una tenitura sin dall'inizio già di 40 settimane, che poi probabilmente verranno quasi anche, un anno, 40 settimane, esatto, sì, verranno anche estese, e vedere l'integrazione tra i nostri e i loro è stato veramente molto molto bello. Si poteva temere una specie di torre di Babele, questo non si è verificato, anzi c'è proprio uno scambio di esperienze, di vedute, di professionalità che sta dando veramente dei frutti incredibili. Quando noi, è da un paio di mesi, insomma, non da un paio di mesi, da quando poi è stato annunciato, insomma, l'arrivo a Trieste del Fantasma dell'Opera, che si assiste a qualche cosa che, come dire, sotto certi aspetti stupisce, ma in realtà se si ragiona su termini propri, come posso dire, che riguardano il teatro musicale internazionale, eccetera, molto probabilmente non sono così strani come potrebbe sembrare. Cioè, per esempio, il fatto che ad assistere al Fantasma dell'Opera arriverà gente, ma boh, finché arrivano da Austria, Germania, eccetera, uno lo mette in preventivo. Però quando si sente, per esempio, che 500 biglietti sono stati acquistati a Londra, quindi gente che, voglio dire, ha il suo fantasma dall'86, hanno un ecco. fantasma dall'86, ma non hanno Ramin Karimlo. Questo è l'asset. E non è solo Ramin, perché l'altro giorno, quando abbiamo accolto gli artisti e il cast, io ho detto una cosa che non era di maniera, la sentivo veramente. Qui a Trieste abbiamo probabilmente quello che è il miglior cast che sia mai stato messo assieme per un Phantom of the Opera. Se pensate che un ruolo da comprimario, tutto sommato, come quello di Messier André, sarà uno dei due impresari, esatto, dell'opera, verrà interpretato da Herb Carpenter, che è stato Phantom a Londra, nel West End, è stata una grande star, è tuttora una grande star del West End, e fino ad aprile interpretava Phantom a Londra, e da noi farà Messier André. Bradley Jaden, altro grandissimo artista che farà Raoul, e quindi veramente difficile riuscire ad avere in una unica produzione un cast con personaggi di altissimo livello, tutti i personaggi di altissimo livello nei ruoli principali come loro. E in più c'è il debutto in un grandissimo musical di Amelia Milo,
questa ragazza italo-americana con la scoperta di Andrea Bocelli, che sta dimostrando un talento, una professionalità veramente incredibili. E poi c'è gente che arriva dall'est, dai paesi dell'est, insomma, dall'estremo oriente, perché lì è anche Karim Lou che ha questa, come dire, gode di questa fama, che è una fama più che meritata. Arrivano da tutto il mondo, siamo quasi 70 paesi adesso che verranno con almeno un rappresentante, ma sono molti di più, a Trieste. Tu hai detto bene, 500 biglietti venduti nel Regno Unito, più o meno altrettanti venduti negli Stati Uniti, ma con una diffusione degli acquisti in tutto il mondo, moltissimi dall'Oriente, dalla Cina, dalla Corea, dal Giappone, dalla Nuova Zelanda. Abbiamo venduto parecchi biglietti in Nuova Zelanda, in Australia. Ci sono persone che ci mandano le loro immagini facendoci vedere che hanno il tatuaggio di Rabin Karilo vestito da fantasma, tatuato sul corpo. Stiamo seguendo alcune chat dove fan da tutto il mondo si stanno dando appuntamento a Trieste, persone che tra di loro non si conoscono, ma fanno parte di questi fan club, si danno appuntamento nei diversi ristoranti di Trieste prima della rappresentazione. Secondo me questa è una cosa molto bella, ma fa capire il grande valore aggiunto che il teatro può portare anche all'economia di un territorio, quando scelto in maniera oculata, quando fatto ad alto livello. Parlando dello spettacolo, noi l'abbiamo fatto un paio di giorni fa anche con Stefano Curti, c'è da sottolineare anche questo, no? Cioè, il fantasma dell'opera viene rappresentato per la prima volta nel 1986 a Londra, dove è ancora rappresentato, credo il teatro sia il His Majesty. Ecco. Io l'ho visto a New York, era al Teatro Majestic, quindi, nell'immaginario collettivo il successo di questo spettacolo è tale che ha un po' cancellato anche il libro e le versioni cinematografiche che del libro sono state realizzate. Il libro è di Gaston Leroux, credo sia dei primi del Novecento o del fine Ottocento. C'è stato un film storico con Lon Chaney ancora dell'opera, ancora del periodo muto, un film del 47 se non mi sbaglio, a colori fra l'altro, e che ha conservato i colori, degli ottimi colori, devo dire la verità, con Claude Rains. E poi c'è stato tratto in questo caso dal musical anche un film, credo nel 2003-2004, sì, forse qualche anno prima, comunque inizio anni 2000, che diciamolo tra di noi non è un grande film, anche perché probabilmente il regista non era uno di quelli adatti a questo tipo di Io faccio una considerazione sui film tratti dai musical, perlomeno è difficile che riescano a superare la bellezza del musical visto a teatro. Persino The Producer di Mel Brooks è un'altra cosa. È un'altra cosa rispetto alla... E si discuteva appunto del fatto che Il fantasma dell'opera è il musical dei musical, probabilmente, anche qui nell'immaginario collettivo, diciamo, che non conosca esattamente. Se tu parli di musical è il fantasma dell'opera che si ha in mente, non Cabaret, non tutti insieme appassionatamente. È un titolo iconico ed è sicuramente un titolo che si vedrà anche tra 150 anni, ecco, un titolo che rimarrà nel mondo dello spettacolo, che rimarrà nella storia dello spettacolo, ed è lo spettacolo, al di là del musical, più visto al mondo. A questo record lo spettacolo in assoluto più visto al mondo. Pensate, a New York credo sia rimasto 35 anni, se non sbaglio. Ha debuttato nell'89 e ha terminato adesso nel 2023 ad aprile. E appunto se a Londra è su dall'86 sono 37, 34 anni a New York. Quindi insomma è davvero ed è uno anche qui riflettevamo assieme a Stefano Curti, uno spettacolo dove i numeri musicali non sono i numeri musicali che si ricordano,
non sono 2 o 3, ma sono È un continuum, direi. È un continuum, nel senso che non c'è pezzo che non sia nelle orecchie di tanti di noi, degli appassionati di musical, lo do per scontato, ma anche di tanti altri, perché molti pezzi, molti brani del Phantom fanno parte anche di repertori che vengono cantati da cantanti nei loro concerti, nelle loro performance, si sentono spesso anche in situazioni che non siano legate al mondo del musical. La Streisand incise, credo, All I Ask of You, insomma, poi io ho in mente per esempio una versione di Music of the Night eseguita da Sammy Davis Jr. ed è una versione da brividi, perché e tra l'altro sentirete quella di Carimlo. Però ecco, c'è da dire anche questo, la presa sul mondo, come dire, sul mondo dello spettacolo è avvenuta subito dopo, cioè immediatamente. Il successo è stato immediato. Non c'è voluto. Il successo è stato immediato, e quindi veramente è diventato uno spettacolo mitico, creando appunto una fan base trasversale in tutto il mondo. Dico una curiosità, in questo momento c'è il mercato cinese che sta rispondendo in maniera incredibile ai prodotti di Carmelo, ai prodotti del musical, e la curiosità è che anche tanti dei biglietti venduti in Italia li abbiamo venduti a persone che fanno parte della comunità cinese, lo vediamo dai nomi delle prenotazioni, così è un po' una curiosità questa, ma ripeto, c'è una vera e propria mania nei confronti sia del titolo che del nostro protagonista. E tra l'altro c'è, e questo vi ha un po' sorpreso, l'età media del pubblico che ha acquistato i biglietti è un'età media che, diciamo, è compresa. Noi ci aspettavamo un'età media intorno ai 45-50 anni, magari persone che erano molto giovani quando ha debuttato il Phantom e così via, e invece l'età media, la fascia più presente a teatro, sarà quella di persone che non erano neanche nate al debutto del Phantom, perché tra i 25 e i 30 anni, quindi anche una fascia molto molto giovane. Questo ci ha sorpreso, devo dire, anche positivamente peraltro. Allora ricordiamo che la prima assoluta è il giorno 13, quindi. Allora, anteprime dal giorno 4, dal 4 di luglio, premiere il giorno 13, tra l'altro. Il giorno 13 la serata sarà particolare perché il nostro pubblico è invitato ad avere un dress code specifico. Abbiamo lanciato ormai da qualche settimana il tema e anche su questo c'è molta fibrillazione, ci arrivano messaggi, telefonate e ci dicono: ma come mi devo mettere, cosa posso portare, posso mettermi in costume? Certamente ci si può mettere in costume, anche perché il titolo del tema è Masquerade, a Night at the Opera, e quindi lasciamo veramente libertà di scegliere tra una mascherata oppure un abbigliamento da opera, quindi un abbigliamento elegante da grand soirée. Quindi io ho 13 giorni per pensare per tirare fuori il frac. Per tirare fuori il frac. Masquerade, tra l'altro, è uno dei brani, il brano che apre il secondo atto, ed è qualcosa di assolutamente straordinario, come dice qualcuno che ben conosciamo. Allora, come se non bastasse, perché non è che qualcuno potrebbe dire: boh, questi hanno il fantasma, gestiscono il fantasma, e poi no. La prossima settimana, 3 giorni dopo, il 7 c'è un altro, anzi no, il 7 e l'8 se non mi sbaglio. Il 7 sera e l'8 mattina. Una proposta molto particolare che Rossetti fa per aprire la propria stagione a Miramare. È il 4º anno di seguito che Rossetti è presente a Miramare, lo facciamo, e di questo siamo veramente felici, assieme in collaborazione con il Teatro Verdi. È una cosa che ci riempie di gioia, così, questa ritrovata collaborazione tra i 2 grandi teatri della regione. Quindi con un concerto di Schoenberg, Notte trasfigurata, e poi Boccherini con appunto l'orchestra del Teatro Verdi, e con una grande attrice che è Violante Placido, a cui è affidata la parte recitata.
La mattina, questo alle 21:30 del giorno 7, e la mattina, e qui sta la particolarità della proposta, quindi la mattina dell'8, all'alba dell'8 alle 5:24, appuntamento di nuovo per tutti al parco di Miramare per questo concerto all'alba, sempre in collaborazione con un ensemble del Teatro Verdi. Ma per non farci mancare niente abbiamo presentato anche la stagione qualche giorno fa, la scorsa settimana, e così è un periodo di intensissimo lavoro che sta andando avanti da 3 anni, ecco questo, e quindi così la proposta che Rossetti fa per il territorio è veramente senza soluzione di continuità, e speriamo, e questo è il nostro intento, lavoriamo per questo, possa incontrare i gusti di un pubblico sempre più ampio. La mattina dell'8 che giorno è? Venerdì? No, sabato? Sì, sabato, la mattina dell'8, no, sì. Perché volevo che poi passate a Sveglia Trieste così direttamente. La cosa simpatica è che più di qualcuno dice: ho preso tutti e 2 biglietti, ho preso il biglietto per il 7 e per la mattina dell'8. Si può dormire nel parco? Nel parco sì, non andate a dormire al castello, questo bisogna ricordare. Nel parco si può accampare, insomma. Poi dopo, tra l'altro, nel parco, ma però più avanti. Non so se la direttrice sarebbe contentissima di trovare qualcuno accampato nel parco. No. Comunque poi dopo, ma di questo parleremo anche più avanti, perché se non mi sbaglio il giorno 25 scatta anche l'appuntamento, anche questo è il terzo anno, con Shakespeare in the Park, che quest'anno si tinge di verde. Si tinge di verde, esatto. La nostra proposta a Miramare appunto debutta con questi 2 grandi concerti. E poi avremo un rinnovato Shakespeare con uno spettacolo completamente nuovo rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Avremo poi I Segreti del Giardini, che è una riproposta dello spettacolo dell'anno scorso, e la presenza molto richiesta da un pubblico trasversale delle marionette di Podrecca, che già l'anno scorso avevano incontrato veramente grande successo. Green Shakespeare, una idea del nostro direttore Paolo Valerio, che è sempre al lavoro per cercare così delle cose innovative da proporre all'interno della nostra offerta di prosa, e sarà anche questo così un modo diverso di poter seguire e godere della produzione di William Shakespeare. E poi, insomma, bene o male, cosa starete in vacanza? Un mese? Nemmeno, perché... no, molto meno di un mese. Rossetti è abituato in questi anni a non chiudere mai, quest'anno forse riusciremo a chiudere 2 settimane, anche perché se non chiudiamo il teatro credo che sì, potrei anche per noi incominciare a temere della mia incolumità. Ma avremo poi subito in preparazione il debutto stagionale, quindi a settembre, con questo grande spettacolo, sempre con la regia di Paolo Valerio, che celebrerà il centenario di Coscienza a ottobre. A ottobre. Sì, no, ma la preparazione. A settembre comincia la preparazione. Inizia la preparazione, cioè, lo spettacolo è già in avanzata fase di preparazione, ma con il cast che proverà a Trieste da settembre. Toglimi una curiosità, da quanto tempo, virgolette, corteggiavate il fantasma dell'opera? Perché anche queste non sono, stante l'importanza dello spettacolo, stante anche, come posso dire, la complessità dell'allestimento, eccetera, non sono cose che cioè non è che uno dica avete tempo, un mese, venite a Trieste. E credo che abbia giocato un ruolo anche non indifferente quello che è il posizionamento del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, anche in un contesto che non è neppure solo nazionale. Assolutamente, correttissimo. Allora, il corteggiamento del teatro nei confronti del Phantom credo potesse essere considerato un po' come il corteggiamento nei confronti di Claudia Schiffer, che un'icona di bellezza, ma che dici che non è molto difficile arrivarci, per non dire impossibile. Il fatto che ti abbia detto Claudia Schiffer ti connota anche per età, certamente. Il mio posizionamento è quello, quindi assolutamente. Ma comunque il Rossetti si è creato una credibilità internazionale nel mondo del musical ormai da qualche decennio, questo grazie a delle operazioni intraprese
intraprese da Stefano Curti, il nostro direttore organizzativo, che è stato il primo a credere in maniera veramente molto concreta nel fatto che un teatro stabile potesse dare qualcosa di più e qualcosa di diverso rispetto alla sola offerta di prosa. Ed è stata una scommessa che è stata vinta da Curti e da Rossetti e da Trieste, mi permetto di dire. Per quanto riguarda il Phantom, per arrivare invece a un corteggiamento più concreto, con maggiori possibilità di ottenere successo, devo dire è successo questo, che con la nomina dell'attuale CDA il nostro sogno è sempre stato quello, vagheggiavamo proprio di poter portare un'edizione del Phantom a Trieste. Quando abbiamo fatto una prima ricognizione non c'erano ancora le condizioni per farlo. Poi è nato un rapporto molto positivo con Broadway Italia, una società creata da Luca Montebugnoli, che è il fondatore di Viva Ticket, e un rapporto molto positivo con Federico Bellone, che è il regista italiano di maggior successo nel mondo del musical internazionale. Ci sono varie sue produzioni. Perché lui si collega alla produzione di Dirty Dancing, no? Credo sì, sia sua, certamente. Ci sono varie sue produzioni che hanno varcato i confini italiani, anzi sono state create ad hoc per il mercato internazionale. E quindi così, lavorando con questa accoppiata Broadway Italia, Federico Bellone, e parlandoci, è venuto fuori che Trieste sarebbe stata in grado e poteva essere la tappa più adatta per proporre in Italia una prima assoluta ad uno spettacolo del genere. Da lì ci siamo buttati a capofitto, abbiamo fatto così tutta una serie di simulazioni anche di stampo di tipo economico. E il progetto abbiamo capito che poteva reggere, non immaginavamo di raggiungere dei risultati a livello internazionale così incredibili, però con un po' di coraggio abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo detto facciamolo, se non lo facciamo adesso sarà impossibile riuscire a farlo. E quindi così, devo dire, con un po' di incoscienza, un po' di coraggio e mi permetto di dire così anche con tutta una serie di competenze che il teatro ha, e abbiamo detto buttiamoci in questa avventura, facciamolo, e così i risultati speriamo ci possano dare definitivamente ragione. Credo oltretutto, poi chiudiamo, che ne rifletto adesso, ci rifletto adesso, non sarà, non è estraneo nemmeno proprio architettonicamente il teatro a questo spettacolo. No. Cioè, il nostro teatro si sposa molto bene con un allestimento così, con questo allestimento del Phantom. Una cosa che così mi piace aggiungere e ribadire, proprio l'accennavo già all'inizio della trasmissione, il valore aggiunto economico che stiamo portando sul territorio, che magari può sfuggire, ma c'è un dato non è il concerto estemporaneo dove ti arrivano magari tante persone ma consumano una birra o un panino. Qui arrivano turisti che stanno una settimana a Trieste, 4 giorni, 5 giorni, alberghi, ristoranti, negozi, e soltanto la troupe che c'è presente ormai da settimane a teatro porta risorse e linfa per tutte le attività di commercio. Figuriamoci adesso tra qualche giorno quando arriveranno con i turisti in arrivo. Grazie allora a Francesco Gambassi, presidente dello stabile del Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. Grazie a voi. L'appuntamento con il Fantasma dell'Opera, diciamolo, insomma, per non complicare la vita alla gente, è dal 4 al 16 di luglio. Ricordatevi poi anche queste due date, il 7 e il 7 sera e l'8 mattina a Miramare, e poi penso che con qualcuno di voi ci vedremo anche per parlare più approfonditamente di Shakespeare, di Shakespeare, e poi anche della stagione. Quindi, di argomenti ce ne sono. Grazie, buon lavoro e buona estate. Grazie a voi. Pubblicità, poi Mitja Gialuz, presidente della Società Velica Barcola Grignano. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia di Mitja Gialuz, presidente della Società Velica Barcola Grignano, perché questa poi è, tutti dicono presidente della Barcolana, in realtà come dire,
la dicitura è più corretta, è questa. Assolutamente, buonasera. La dicitura è Società Velica di Barcola e Grignano, poi negli anni è diventata Barcolana per semplicità, però sono orgoglioso e onorato di essere per la 10ª Barcolana al timone della Società Velica. Sì, gli anni corrono. Gli anni corrono, tra l'altro oggi compie gli anni. Non so se vi ricordate, perché appartiene un po' al passato di Tele4 Elisa Miazzini, quindi io le faccio gli auguri. Le facciamo gli auguri, certo. Allora, dicevamo prima, assieme al presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Gambassi, che questa sera abbiamo 2 eccellenze. Adesso è inutile poi fare salamelecchi, eccetera. I risultati del Teatro Stabile da una parte, i risultati di Barcolana dall'altra, questo ci dicono che siamo di fronte a due realtà importanti del tessuto culturale, sportivo, ma anche sociale della nostra città. Io dico sempre, quando i tempi di una città si allineano, si misurano attraverso il periodo in cui si svolge una determinata manifestazione, significa che questa manifestazione è anche un riferimento sociale, non solamente sportivo. No, assolutamente, a Trieste non c'è l'autunno, si inizia dopo la Barcolana, c'è un prima e dopo la Barcolana, così la stagione del Rossetti appunto entra nel vivo dopo la Barcolana. Al di là già è vero anche questo. Al di là delle eccellenze che credo che effettivamente sono Rossetti rappresenti un punto di riferimento per la comunità triestina. Io come sai vivo in questa fase anche abbastanza a Genova, ed è una città nella quale c'è una cultura teatrale, ma non è paragonabile. Ci sono stati grandi... Pur che loro hanno il teatro di Genova, che è qualcosa di straordinario. C'è un teatro straordinario, però devo dire che la diffusione, quanto è appunto popolare, accessibile il teatro a Trieste, è così sul versante della vela. Guarda, il paragone funziona abbastanza bene. La vela tirrenica è una vela un po' elitaria, difficile da accedere, e la vela triestina è una vela accessibile, una vela un po' per tutti, e questo è un po' lo spirito di questa 55esima Barcolana, ritornare alle origini della vela popolare. Tra l'altro, prima di arrivare poi noi facciamo questa, sotto la regata sarà Marco Stabile che si occuperà della parte più prettamente sportiva. Qui parliamo anche delle manifestazioni collaterali, di quello che si può dire delle manifestazioni collaterali, eccetera. Però c'è un dato su cui mi piacerebbe giusto un attimo riflettere, ed è l'attività della società anche nelle altre 49 settimane, insomma, quando non si occupa di Barcolana, perché poi è parte di un tutto, insomma. Assolutamente, la Società Velica in questi anni è cresciuta significativamente dal punto di vista del numero degli iscritti, dei soci. Siamo arrivati a quasi 650, ed è in Italia la società con più tesserati FIV, ma di gran lunga. Noi ne abbiamo circa 2000. Il secondo classificato è lo Yacht Club italiano di Genova, che ne ha 1000, cioè la metà. Questo grazie alla Barcolana naturalmente, ma è un veicolo formidabile di promozione della vela, e in queste settimane si stanno svolgendo i corsi vela proprio alla Società Velica, corsi vela che rappresentano un'occasione di educazione alla marineria, al mare. Non a caso abbiamo una partnership importante, una collaborazione con il WWF, per cui c'è durante il corso vela un momento in cui si racconta quelle che sono le biodiversità, le specificità del nostro mare, del nostro golfo, e poi il giovedì della seconda settimana i ragazzi vengono portati dai soci più anziani in barca alla riserva marina, poi a Santa Croce, mettono le pinne e la maschera e vanno in acqua a vedere, ed è questo legame che mi piace sottolineare tra
i soci un po' più in là con gli anni, che portano i ragazzini più giovani proprio a saldare, a trasmettere una passione per il mare che non deve andare dispersa. Questo è un patrimonio straordinario che dobbiamo cercare di tramandare di generazione in generazione. Allora, intanto della Barcolana del 55 è stato presentato il manifesto, prima ancora tra l'altro, a ridosso in realtà, della presentazione, ed è anche in questo caso, come spesso succede, un manifesto che dice qualche cosa in più, se vogliamo, no? Sì, è un progetto artistico portato avanti insieme a Illy Caffè, con il direttore artistico Carlo Bach, che è riuscito a coinvolgere un'artista straordinaria, un'artista americana giù di Chicago, che ha voluto dare un messaggio attraverso dei petali. Lei diciamo, racconta la donna, la forza della donna e anche la delicatezza attraverso anche i petali. Ecco, è stato preso una parte di un'opera di giù di Chicago e da lì è stata tratta il manifesto di quest'anno, che vuole raccontare appunto l'importanza oggi delle donne nella nostra società. Viviamo in una società in cui paradossalmente rispetto al passato c'è forse più violenza nei confronti della donna, c'è un tasso di femminicidi, per fortuna, guarda, poi le statistiche, qua mi vesto da professore universitario di procedura penale, le statistiche fortunatamente negli ultimi 30 anni ci dicono che gli omicidi si sono ridotti in maniera straordinaria, però degli omicidi una quota rilevante oggi è appunto di femminicidi. E quindi riuscire a coltivare questo rispetto, valore delle donne in barca, per quel che ci riguarda naturalmente, ma la barca poi diventa una metafora della società, sì. E quindi riaffermare il ruolo della donna nella società evidentemente è uno dei progetti sui quali abbiamo lavorato negli ultimi anni con Generali, con Women in Sailing, e quindi l'anno scorso abbiamo avuto una donna americana che ha vinto la Barcolana per la prima volta al timone di un'imbarcazione in cui c'erano decine di uomini, diciamo, che rispondevano a Wendy Schmidt, e poi quella vittoria ha dato una spinta importante nell'internazionalizzazione di Barcolana. Pensate che il trofeo, che è nato nel 1969 a Barcola, allora si chiamava addirittura Società Velica di Barcola, non erano i miei predecessori arrivati ancora a Grignano, è finito vicino alla Coppa delle 100 Guinee nello Yacht Club New York, nel New York Yacht Club, e quindi francamente questo è stato motivo di grandissimo orgoglio. E poi l'idea di giù di Chicago, venuta a Carlo Bach, nasce un po' da questa considerazione che la Barcolana è sempre più internazionale, e quindi parla a un mondo in cui questa artista appunto americana è molto conosciuta, è una delle 50 artiste più importanti della storia dell'arte contemporanea. Poi ricordiamoci anche che se poi si va a scorrere l'elenco degli autori dei manifesti degli ultimi anni, c'è, diciamo, adesso non vorrei, però insomma, buona parte della storia dell'arte contemporanea passa attraverso i manifesti della Barcolana. Ma assolutamente, ora mi piace ricordare Michelangelo Pistoletto nel 2015, che è insomma, uno dei fondatori dell'arte povera. 90 anni adesso, se non mi sbaglio. Sì, ho avuto modo di conoscerlo, una persona di un straordinario fascino, di una caratura intellettuale veramente eccezionale. Poi il grandissimo triestino Gillo Dorfles nel 2016, non solo critico, ma ricordo l'incontro nel maggio 2016 con Gillo Dorfles, che allora aveva, se non ricordo male, 104 anni, 103 insomma, sì. E aveva qualche problema di udito, ma era di una lucidità straordinaria, e ricordo appunto l'affetto che aveva nei confronti la vicinanza emotiva nei confronti della sua città natale, dalla quale insomma ormai viveva, cioè si era allontanato sì. da tantissimi anni, e quindi poi Marina Abramovic nel 2018 con quel poster così discusso, ma ancora bellissimo, inutile. No, ma assolutamente, soprattutto c'era quel messaggio
siamo tutti sulla stessa barca, che poi negli anni successivi è diventato un riferimento, addirittura quando il pontefice, quando Francesco insomma, ha citato siamo tutti sulla stessa barca. Devo dire che insomma, ci ha fatto piacere aver visto lungo, aver capito che il senso di comunità era fondamentale. Ecco, noi l'avevamo declinato in termini ambientali, di sostenibilità ambientale, ma è un messaggio, abbiamo parlato più volte anche con Andrea Illy, che ha una valenza economica, una valenza sociale e che rappresenta un po' quelli che sono i valori di Barcolana, che è un evento fortemente inclusivo e che vuole appunto mettere sulla stessa linea di partenza tutte le barche, anche quello in un mondo in cui crescono le disuguaglianze, avere quella linea di partenza in cui sono tutti appunto che partono allo stesso momento insieme. Più volte mi hanno detto ma dovremmo cambiare la partenza, ho detto guarda la partenza della Barcolana è iconica, non si può cambiare. C'è anche invece un altro discorso su questo aspetto della Barcolana che deve essere fatto, e riguarda anche la possibilità che molte persone diversamente abili hanno di prendere parte cioè le iniziative in tal senso sono notevoli, sono importanti, e la cosa molto, molto bella è che appunto siano, diciamo, esse stesse parte di tutta la kermesse. Sì, l'idea dell'accessibilità è proprio nel DNA di Barcolana, e quest'anno lavoreremo insieme a World Sailing. Pensate che la Federazione Mondiale della Vela è venuta a cercarci, ci hanno convocato a Londra a una riunione che era fissata di una durata di un'ora. Dopo 4 ore i miei collaboratori a un certo punto hanno detto ma continuiamo a raccontarvi quello che facciamo, perché la cosa incredibile è che hanno iniziato a dirci a Londra che tra le priorità di World Sailing c'è la disabilità e il parasailing. Noi gli abbiamo detto guardate che a Trieste lo facciamo insieme alla Lega Navale che ha nella sezione di Trieste un focus, un'attenzione proprio su questo tema, e poi lo facciamo insieme alla Triestina della Vela, tradizionalmente il martedì prima di Barcolana, nel giorno della Barcolana per il sociale c'è una regata che originariamente era diciamo quella dei matti per la vela nella città di Basaglia. Secondo me è importante che ci sia una grande attenzione per un tema che oggi è secondo me un po' sottovalutato, che è il tema del disagio mentale post pandemia, che è un tema veramente, soprattutto per i giovani, che deve essere affrontato senza diciamo ipocrisie, senza mettere la testa sotto la sabbia, perché voglio dire ci sono tutti gli strumenti, le possibilità per risolvere problematiche che ci sono, quindi non bisogna voltarsi dall'altra parte, ma anzi affrontare i temi. Attenti a queste cose, perché... Certo, assolutamente, questo quindi per dire che Barcolana è una manifestazione sportiva, ma è tanto altro. Allora, toglimi una curiosità, qui viene fuori il fatto appunto che io poco so di queste cose, però quando voi pensate all'organizzazione della regata, no? Di che cosa dovete tener conto a livello di innovazione? Cioè immagino che di anno in anno è un po' quello che magari delle volte è un discorso che si fa magari per la Formula 1, no? Io ricordo le vecchie polemiche quando ancora seguivo, che ne so, sulle alette, cioè immagino che anche voi dobbiate di questo tener conto, e come viene diciamo inserito eventualmente tutto ciò nel regolamento o Allora, Barcolana è una regata per definizione aperta, che si basa sulla semplicità delle regole. Questa è la chiave del successo della Barcolana. I miei predecessori dicevano hai una vela, hai una barca, partecipa. Chiaramente la vela si sta evolvendo in una maniera straordinaria, c'è il foiling, ci sono delle barche che volano a 50 nodi, e la problematica che oggi dobbiamo affrontare è: possiamo inserire queste barche all'interno della Barcolana? Francesca Klapčić, alla quale approfitto per fare le congratulazioni, perché ha appena vinto il Giro del Mondo a vela, la Ocean Race,
è la prima italiana donna appunto a vincere il Giro del Mondo, ed era su una barca che è parzialmente volante. Ecco, quelle barche possono partecipare alla barcolana. Qui c'è un fattore di sicurezza che dobbiamo valutare certo. naturalmente insieme alla Capitaneria di Porto, e avendo 2000 barche sulla stessa linea di partenza francamente è pericoloso, perché hai troppe differenze di velocità. Abbiamo le barche che sono la maggior parte in barcolane, sono quelle più importanti, sulle quali tra l'altro vogliamo veramente investire e che vogliamo coccolare quest'anno, che sono le barche tra gli 8 e i 10-11 metri, che magari navigano a 5-6 nodi, e non puoi avere una barca vicino che naviga a 40-35 nodi, perché non hai gli spazi di manovra, certo, e quindi questo è un fattore che dobbiamo valutare. Quindi stiamo decidendo se magari affiancare alla barcolana un'altra barcolana foiling. Negli anni scorsi abbiamo organizzato degli eventi collaterali con il 69F, delle barche volanti. Ricordo ancora nel 2020 a un certo punto avevamo i tamponi, tutti i fattori di sicurezza, ero talmente stanco, non ce la facevo più, che ho detto vabbè, adesso vado un'ora a farmi un giro su questa barca volante. Salgo in barca, mi metto le cerate, mi bardono il casco e tutto, allora vado al timone. Io sono stato un campione del mondo, qualcosa so fare in barca, e mi dicono no, guarda, stai fermo, tu devi tenere il timone dritto, facciamo tutto con le vele. Vabbè, c'era Borino, partiamo, e io ero immobilizzato, perché la barca, cioè siamo partiti da Barcola, in un attimo siamo arrivati in Piazza Unità, girato, cioè una cosa, un altro mondo veramente impressionante. Sono sceso dopo mezz'ora che avevo le braccia solo per tenere fermo il timone. Devo dire, è veramente un altro sport, un altro mondo. Quindi noi cerchiamo ovviamente di stare al passo con le novità, ma di salvaguardare quelli che sono i valori fondanti, diciamo, di Barcolana. Mi pare di capire che ci sarà un'attenzione anche per le barche del passato. Assolutamente, questa è una novità di quest'anno, perché vogliamo raccontare delle storie di mare, delle storie di vela, delle storie di barche triestine e non. E quindi partiremo con una barca che ha vinto la barcolana nel 1973, si chiamava Vento Fresco, della famiglia 50 anni fa, della famiglia Rizzi. E poi pensa che quella barca a metà degli anni 80, nell'85, partecipa alla regata Portofino-New York, madre e figlio, partecipano Paolo Rizzi e sua madre a questa regata, e in 54 giorni arrivano da Portofino a New York, e ci sono le foto di loro che entrano nel canale, diciamo vicino alla Statua della Libertà, arrivano a Manhattan. E poi dopo qualche anno, nel 93, quindi 30 anni fa, Vento Fresco affonda, fa naufragio in Oceano Atlantico, e tutta la città di Trieste si mobilita per riuscire a salvare Paolo Rizzi e Andrea Pribaz, che erano a bordo di quella barca. Sono passati 30 anni, ieri ho avuto un bel incontro con Paolo proprio per organizzare questo racconto di un'epopea triestina. Andrà probabilmente alle scuole, al nautico, a raccontare cosa è significato stare 7 giorni su una scialuppa di salvataggio. Prima, pensate, di intercettare con una radio satellitare un pilota dell'Air France che stava sorvolando l'Atlantico, e comunicargli il punto in cui erano affondati. Poi per fortuna furono salvati da una nave, insomma ci racconteranno i dettagli di questa epopea. Poi un'altra storia straordinaria è quella che ci raccontano gli amici sardi, che il 30, parlando di epopee, c'è assolutamente, anche questo, il 30 luglio partiranno da Fertiglia in Sardegna per fare il Giro d'Italia e ritornare nella terra delle origini. Ci sono dei parenti, nipoti di istriani dalmati che sono partiti dall'Istria nel 48 a bordo di 13 pescherecci, sono arrivati appunto in Sardegna, e alcuni poi non hanno avuto modo di ritornare. Ecco, Barcolana sarà l'occasione anche per riabbracciare questi cittadini che in qualche modo vogliono rendere
rendere omaggio a quella che è stata un'epopea, una storia davvero importante della nostra terra e raccontarla anche all'Italia. Verrà fatto un documentario e sarà occasione proprio per parlare di persone che hanno avuto con il mare questo rapporto, diciamo. Terza storia bellissima, anche qui in qualche modo ha a che fare con degli immigranti friulani e giuliani in Australia. Nell'85, il pomeriggio della Barcolana, dopo la chiusura della 17ª edizione della Barcolana, da Trieste partiva una barca di 17 metri, Jan Chris, con al timone Francesco Battiston, che aveva vinto con Condor Non Si Sa Mai, con il Condor, diverse edizioni della Barcolana, per andare in Australia. Era una barca che aveva sulle vele Made in Friuli Venezia Giulia, voleva sponsorizzare il Friuli Venezia Giulia, i prodotti del Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo. Arrivarono in Australia e a quel punto era atteso anche Vespucci, nave Vespucci, per omaggiare, diciamo, una ricorrenza, il bicentenario, se non ricordo male, della colonizzazione dell'Australia, e a quel punto nave Vespucci non arrivò. E i giuliani e friulani dissero: ma scusate, ma noi abbiamo una barca che ha sulle vele il tricolore, e lo Jan Chris che è arrivato da poco, e quindi Jan Chris sfilò al posto del Vespucci con le navi scuola di tutto il mondo. Ecco, quella barca è partita da poco dalla Liguria per circumnavigare l'Italia e arrivare a Barcolana. Questo per dire come Barcolana è davvero un contenitore di storie ed è un attrattore, un amplificatore di queste storie di mare, di marinai e di vela e di vita. Torna la Schmidt il prossimo anno, si sa? Allora, la Schmidt ieri l'ho vista sul podio con Francesca Klapčić a festeggiare la vittoria di 11th Hour nella Ocean Race. L'abbiamo invitata, le abbiamo detto che tutta Trieste l'aspetta, anche perché devo dire c'è un progetto importante che in queste settimane viene portato avanti dal WWF, dalla riserva di Miramare, che grazie a Wendy, dopo la vittoria l'anno scorso, Wendy Schmidt donò $100.000 sì, al WWF, e in queste settimane, nell'ambito della scuola vela di cui parlavo prima, ma in diverse società della 13ª zona del Golfo di Trieste, i ragazzi stanno facendo educazione appunto ambientale, stanno colorando delle vele che poi verranno messe, diciamo, issate dagli Optimist durante la Barcolana Young. Quindi sicuramente Wendy ci sarà attraverso queste iniziative. Poi l'auspicio è che riesca a venire anche in barca, oppure magari a riportarci quella coppa che è ancora al New York Yacht Club. Allora, c'è anche questa iniziativa Barcolana Crew. Questa è il sale, mi verrebbe da dire, l'anima di questa edizione della Barcolana. Partiamo dall'idea che la Barcolana è il più grande equipaggio al mondo. Sono 10, 12, 15.000 velisti che partecipano tutti assieme a un evento unico al mondo. L'anno scorso abbiamo chiesto a Carlo Borlenghi, che è il più grande fotografo vivente di vela, ha fotografato credo 10 Coppe America, le Olimpiadi. Carlo ha realizzato più di 1000 ritratti di velisti triestini, adriatici, e quei ritratti saranno i protagonisti della Barcolana di quest'anno, perché li collocheremo, grazie alla collaborazione con Confcommercio e con la FIPE, nei locali, negli esercizi pubblici, nei bar, nei ristoranti, e tappezzeremo in qualche modo la città per dire che la Barcolana è fatta di persone ed è fatta di storie, perché dietro quelle foto ci sono storie di persone che magari hanno partecipato a 20, 30, 40 Barcolane e continuano a venire a Trieste la seconda domenica di ottobre, ed è una storia, diciamo, anche di orgoglio adriatico. Dicevo prima che la vela adriatica è molto diversa da quella tirrenica, e devo dire che Barcolana ha saputo diventare un po' l'epifania di questa cultura marinara molto diversa. Questo vorrà essere la Barcolana 55, un omaggio non solo agli armatori ma agli equipaggi, che verranno omaggiati anche di premi
che in passato non ci sono stati. Devo dire, il primo premio più importante è una lotteria inedita della macchina, quindi gli iscritti alla Barcolana 55, coloro che si iscriveranno entro sabato 7 ottobre alle 18, potranno poi partecipare a una grande lotteria. Il sabato sera faremo una festa in Piazza Unità e sorteggeremo il vincitore di una Lexus ibrida, una macchina straordinaria, che trasmette anche dei valori che sono quelli della sostenibilità nei quali noi crediamo, e quindi questo è per, come dire, riuscire davvero a dire grazie, a omaggiare tutti coloro che continuano a venire in Barcolana, che si iscrivono e che realizzano ogni anno quella che davvero è una manifestazione che tanti ci invidiano, perché poi si dà, no, Umberto, per scontato, quando uno è triestino e ha visto ogni anno certo. La seconda domenica di ottobre la Barcolana, dice come il sole, no? Sorge ogni mattina. Sì. In realtà non è proprio così, c'è un lavoro dietro incredibile da parte di decine di volontari, da parte di professionisti che non mi stancherò mai di ringraziare, ma c'è il supporto delle istituzioni, degli sponsor in giro per l'Italia, e non solo ce la invidiano, ce la copiano, cercano di farla uguale, ma grazie ai triestini, grazie ai circoli velici triestini. Devo dire che abbiamo chiesto anche agli amici dell'Adriaco, della Triestina alla Vela, del Circolo della Vela Muggia, di tirare fuori altre storie come quelle che ho citato. Quelle sono 3 emblematiche, però ce ne sono tante altre. Parla con Tiziano Zelladore, figurati se lei bravissimo, parlo con Tiziano Zelladore. Devo dire, insomma, poi la Triestina alla Vela è reduce da una bellissima serata al Verdi con il concerto del centenario, con Romolo Gessi che ha regalato con musiche da film, regalato al pubblico. Guarda, è stata una serata magnifica, devo dire, di una serie di brani per ogni decennio, dal 1923 al 2023, è un'interpretazione veramente emozionante. Parlando di emozioni, io l'ho detto già una volta, e siccome raggiungo una certa età, comincio a ripetermi, però veramente, io mi ricordo un sabato pomeriggio, era un sabato di Barcolana, e in Piazza Unità Lucio Dalla provava, credo che fosse Attenti al lupo, che se vogliamo non è nemmeno una delle più belle. Guai se provava 4 marzo 43, penso che chissà cosa, però mi ricordo perfettamente che mi sono fermato. Insomma, una certa emozione ce l'ho, anche a raccontarlo, per dire la verità, e questo capita molto spesso perché io sono considerato piuttosto addirittura asociale e addirittura anaffettivo, perché Barcolana è anche la parte di spettacolo. Mi rendo conto che abbiamo soltanto un minuto, poi immagino che state ancora prendendo accordi, quindi poi anche per scaramanzia, però è confermato anche l'aspetto di spettacolo. È confermato anche l'aspetto di spettacolo, stiamo lavorando insieme al Comune, all'assessore Rossi, dobbiamo vederci proprio nelle prossime settimane per definire quello che sarà una novità importante, quindi non anticipo nulla, però quello che posso dire è che stiamo davvero lavorando bene con il Comune per innovare, ecco, questo sì, per regalare ai triestini un concerto davvero inedito, quindi creiamo un po' di suspense. Bisogna, certo. Allora, io ringrazio davvero Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, perché allora adesso devo ricordarmi anche il D. Buon lavoro e grazie ancora per essere venuto da noi. Grazie mille, buona estate. Noi ci vediamo quando? Martedì alle ore 18 con Trieste in diretta. Grazie a tutti e buon proseguimento. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.